Troppi comportamenti non in linea con le attenzioni richieste dal periodo. E il presidente della regione Luca Zaia annuncia una nuova ordinanza per evitare che la situazione in Veneto precipiti. Lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Ed è confermato quindi l'arrivo di un nuovo provvedimento regionale con misure importanti. Sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi, in questo momento ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Ogni nostro comportamento non consono è un comportamento che crea qualche problema in ospedale. Non nasconde la delusione il presidente per il cambio di atteggiamento da parte dei veneti rispetto alle fasi critiche di marzo. Siamo passati da un modello del noi a un modello dell'io. Abbiamo abbandonato lo stile che avevamo di comunità e di senso di comunità di marzo ad uno stile molto più, diciamo, di rilassamento. Zaia ha sentito il Presidente della Repubblica con il quale ha fatto il punto della situazione. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho detto esattamente quello che ho detto a voi, quindi ho ringraziato per l'interesse, ho parlato anche lungamente della situazione, ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti. Il governatore chiede infine un nuovo sforzo ai veneti per superare anche questo difficile momento. Un sacrificio lo devo chiedere un sacrificio a tutti, che non è un sacrificio immane, di tirare un po' il freno a mano in questo prossimo fine settimana, in questi prossimi giorni,